In questo momento chi non paga rischia di essere segnalato al Tribunale dei minori per abbandono di minore e questa è una cosa molto grave perché su questi temi di competenza genitoriale gli stessi servizi sociali sono molto attenti a trattare questi temi col Tribunale dei minori. La polemica questa volta è arrivata col postino. Mogliano l'anno scolastico è iniziato col botto. Le lettere ufficiali inviate dal sindaco che minacciano una segnalazione per abbandono di minore alle famiglie che pur non pagando la mensa scolastica lasciano il figlio in refettorio hanno sollevato un polverone in una fase ancora delicata in cui parecchie famiglie patiscono una situazione economica difficile. Ad alcuni quella lettera è apparsa come una minaccia inaccettabile. Sostanzialmente richiede di pagare una rata anticipata per il servizio di mensa di un importo di valore importante perché parliamo di circa 200 euro a bambino, quando prima questa spesa veniva distribuita nel corso dei mesi da parte dei genitori, ma soprattutto con un'indicazione di segnalazione al Tribunale dei minori per quei genitori che non avessero aderito al servizio di mensa. L'ultimatum "se non paghi ti denuncio", oltre ad aver scatenato le opposizioni in consiglio comunale, ha irritato più di un genitore, tra chi parla di intimidazione e chi si sta già informando dal punto di vista legale sull'effettiva efficacia delle sanzioni prospettate dalla lettera.